Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Buongiorno Francesca, a te la linea. Buongiorno alla regia, buongiorno cari ascoltatori. Oggi parliamo di donne e religione. La volta scorsa avevo parlato anche con una certa ironia del festival delle mestruazioni messo in piedi da frange un po' estreme del PD a Milano, festival durato 3 giorni in cui si enunciava di discriminazioni delle donne mestruate, eccetera, eccetera, no? Non mi ripeto perché era veramente grottesco, ma la cosa che più mi aveva colpito era di come durante questi 3 giorni di festival con ospiti, un palmarès di personaggi barbuti e cappelluti, con le solite donne, con le facce da volantino stampato del PD, non si facesse la benché minima menzione delle discriminazioni che le religioni hanno procurato alle donne per secoli e il riferimento è molto esplicito all'Islam, no? Naturalmente. Allora facciamo una carrellata, ho approfondito un pochino e voglio farvi una carrellata un po' superficiale perché ci vorrebbero 6 mesi per approfondire l'argomento, no? È estremamente vasto e molto interessante, molto antico tra l'altro, una carrellata di donne nelle religioni. Allora andiamo in India, dove la donna riveste una posizione piuttosto ambigua. Da una parte la religione la esalta come matris, dea mater, e così pure è vista la donna nel matrimonio, quindi un elemento molto importante all'interno della società indù, dove appunto l'elemento femminile è messo molto in risalto, ma poi realmente nella società la donna conta molto poco ed è assolutamente secondaria all'uomo, soprattutto sento uno strano rumore, spero non sia caduta la linea, allora scusate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista. Di nuovo a te la linea. Grazie, scusate l'incidente di collegamento. Stavo raccontando la situazione della donna in India, ho fatto una piccola premessa e adesso stavo dicendo che l'India è un immenso paese, un immenso territorio con grandissime divergenze culturali tra una latitudine e l'altra e in molte zone rurali, quindi la più parte di questo enorme paese vede la donna addirittura oggetto di compravendita, quindi di sfruttamento, di puro utilizzo proprio come oggetto. Quindi passiamo da una situazione di una certa emancipazione nelle città a una concezione
nel matrimonio e nella religione abbastanza di risalto, anche se la donna non acquisisce degli ulteriori diritti, diciamo così, quindi non è mai parificata all'uomo, viene esaltata in quanto dea madre. Ecco, e poi c'è un paio di fattori culturali che voglio segnalare che vanno a ostacolare il percorso di emancipazione della donna, cioè è la famiglia della donna che deve pagare la dote allo sposo nel caso del matrimonio. Questo esborso obbligatorio per tradizione in denaro e anche beni rischia di gettare sul lastrico delle intere famiglie, soprattutto se non sono ricche e soprattutto se le figlie sono più di una, perché sono molto prolifici. E quindi questa abitudine di tradizione fa sì che spesso le donne siano addirittura eliminate dai mariti, altro che femminicidi, lì sono all'ordine del minuto, perché vengono finti degli incidenti domestici in modo da potersi l'uomo nuovamente risposare intascando una nuova rendita. Ecco, quindi tale è il livello di concezione della donna. In più, quando ci sono dei casi di vedovanza, siccome la donna rimasta senza marito diventa un aggravio sempre economico per la famiglia, e allora si va a inneggiare alla devota sposa Sati, una dea che per essere fedele fino alla fine e gradita ovviamente al marito defunto si buttò sulla sua pira per non essere separata da lui, e ancora ad uso in India, in molte zone dell'India, che la vedova venga immolata sulla pira di fuoco insieme al cadavere del marito, e questo fa veramente rabbrividire. E così sia nel confucianesimo che nell'induismo che nel buddismo la donna viene ancora per parecchie situazioni un passo dietro all'uomo, e rimangono importanti solo in quanto uteri, in quanto madri. In Cina, dove fino a qualche anno fa era permesso avere un solo figlio per coppia, c'era stata, vi ricordate, una grande campagna massiva in tutta la Cina affinché fosse legalizzato solo un figlio per coppia. Allora le famiglie che le coppie che non potevano avere o non avevano avuto un figlio maschio, cosa facevano? Si liberavano della femmina con l'aborto selettivo o comunque con l'uccisione, anche perché l'aborto presuppone che uno abbia fatto un'ecografia, che sappia chi c'è dentro, no? Nella pancia, e quindi niente, si liberavano molto frequentemente e facilmente delle figlie femmine al fine di poter avere un figlio maschio e riconoscere quell'unico figlio come legittimo. Quindi insomma vediamo che non era proprio sempre facile la condizione della donna, e non lo è neanche adesso. Andiamo nell'Islam dove numerosi versetti del Corano sanciscono l'origine religiosa di alcuni usi e costumi considerati dagli occidentali delle repressioni assolutamente inaccettabili, ma che rimangono in quella religione monoteista molto fermi nella cultura e nella tradizione islamica, benché in taluni passaggi del Corano si dica l'uomo e la donna sono uguali davanti a Dio, quindi sono creature divine, pertanto uguali davanti a Dio, però poi nella vita reale effettivamente lo vediamo tutti i santi giorni, questo non solo non è rispettato, ma è diventata addirittura una tradizione, quella proprio opposta. Quindi c'è un appellarsi al Corano che è ingiusto, perché nel Corano non sta scritto per esempio che la donna debba indossare il velo, non sta scritto da nessuna parte. Il Corano afferma che la donna è stata creata da una costola di Adamo, esattamente come per la cristianità e per l'ebraismo, e che il suo sangue mestruale ha il potere di rendere impuri e perciò inadatti soprattutto alla preghiera, ma anche all'essere equiparate agli uomini in tantissime circostanze. Questa faccenda del sangue mestruale è storia veramente antica e che è curiosa, perché
a me suona molto come un pretesto, insomma, perché non si capisce quale origine biologica, fisiologica, fisica, naturale possa avere o sociale possa aver determinato questa impurità. È una cosa particolare, certamente, che caratterizza la donna, ma non la rende diciamo sgradita o sgradevole. Ecco, e quindi invece però questa faccenda proprio del sangue, quindi non tutto il contesto della donna mestruata, che può essere faticosa, può essere nervosa, può essere più stanca, può per esempio avere potenzialmente meno forza per lavorare. Ricordiamoci che le donne hanno sempre lavorato il doppio degli uomini fisicamente proprio in India le donne sono quelle che in certe zone rurali con i picconi spaccano i sassi per fare le strade, e sono solo donne che ho viste io. Quindi ecco, però la faccenda del sangue, più che appunto delle mestruazioni, quindi associato sangue mestruale, ha reso in molte culture invisa la donna perché resa impura, e questa è una faccenda molto antica. Quindi questa cosa ha fatto sì che nell'Islam donne e uomini debbano restare rigidamente separati, per esempio nella moschea. Le donne mestruate non possono digiunare, per questo sono costrette a interrompere il digiuno del Ramadan. Questo comportamento le rende naturalmente inferiori agli uomini, che invece possono portare avanti la preghiera tranquillamente. La testimonianza a livello giuridico di una donna vale la metà di quella di un uomo, e quindi molti giudici giungono persino a ricusare la testimonianza perché vale di meno. Quindi la parola di un uomo in una contesa giudiziaria vale il doppio, quindi indovinate come sarà fatta la giustizia tra quei due soggetti. Poi abbiamo la questione delle mutilazioni genitali femminili, l'infibulazione, che è quella pratica tradizionale d'origine africana. In origine era una questione africana che rientra nella pratica della circoncisione, in questo caso circoncisione femminile, perché come ben sapete è la mutilazione di una parte dell'apparato genitale esterno della donna, no? In modo da impedirle di avere l'orgasmo, tanto per essere chiari. E quindi in modo da impedirle di potersi allontanare dal focolare, di tradire il marito, e c'è tutto questo contorno culturale appiccicato a questa faccenda. Però è usata anche da altre culture, è ancora oggi un rituale di iniziazione estremamente cruento, che ha delle conseguenze, perché questi interventi sono fatti in modo casereccio, negli scantinati, eccetera, effettuati senza anestesia, in un territorio che non sempre ha delle possibilità di realizzare queste operazioni in modo igienico e fatto da medici o fatto da persone competenti, per cui vi lascio immaginare come possa essere sofferta questa pratica. Spesso le ferite non si rimarginano, spesso sono fatte in capanne con la terra per terra, con strumenti infetti. Molte donne muoiono muoiono di setticemia o di dissanguamento, oppure hanno anche dei disturbi psichici per tutta la vita. L'origine dell'infibulazione, vi raccontavo che non è islamica, è africana all'origine, ma poi l'Islam ha islamizzato l'Africa, che era animista per la maggior parte, non è prescritta dal Corano minimamente, e l'Islam ha semplicemente fagocitato la tradizione indigena, perché ha fagocitato mezza Africa, quasi tutto ormai, insomma, no? E quindi al punto che oggi è diventata una pratica culturale ritenuta una regola coranica, ma non lo è assolutamente. Questo è veramente un errore. E oggi naturalmente l'Islam è andato in giro
e oggi sono uscite anche dall'Africa queste tradizioni, sono praticate anche nella penisola arabica, nel Medio Oriente, in altri paesi, quindi arabi, in Malesia, in Indonesia, dove sono in gran parte musulmani, in India e ecco, non tutti i musulmani praticano l'infibulazione, per esempio in Arabia Saudita non viene fatta, in Iraq, in Iran, in Algeria, in Marocco, in Tunisia e Libia non viene compiuta. Poi ci saranno naturalmente delle sacche di territorio dove viene comunque fatta, perché dipende dalle comunità islamiche che si vengono a creare. Naturalmente è arrivata anche negli Stati Uniti e anche in Europa e in Italia. E non è combattuta a sufficienza, naturalmente, le femministe tacciono. Allora, parliamo adesso della posizione della donna al di là dell'infibulazione nell'Islam, perché sappiamo che è problematica, insomma. La donna musulmana non raggiunge mai l'indipendenza. Deve sottostare alla tutela di un maschio della famiglia. Prima del matrimonio la gestione della sua vita è affidata al padre, al fratello maggiore, lo zio paterno, eccetera. Dopo il matrimonio abbiamo sotto gli occhi dei casi, no, di questi zii, fratelli assassini di giovani donne che volevano vestirsi all'europea, all'occidentale, e sono state ammazzate. Dopo il matrimonio la donna deve sottostare alle decisioni del marito. In pubblico una donna musulmana non può stringere la mano ad un uomo che non sia della famiglia, non può fermarsi a parlare con lui da sola, per esempio lungo la strada, non può decidere autonomamente di sposarsi ed è costretta ad accettare le altre eventuali mogli del marito. Le donne devono essere vestite in modo decoroso, questo lo prescrive il Corano, non devono mostrare la loro bellezza in pubblico e questo ha fatto sì che la religione islamica imponesse l'uso del velo alle donne, ma questo non è scritto nel Corano. Quindi si è ufficializzata una tradizione già diffusa precedentemente, ma fuorviando, diciamo, e interpretando le parole del Corano. Questa regola del velo viene interpretata dalle diverse comunità, dando origine a indumenti di fogge diverse, dal semplice foulard sino al famoso chador, al burqa integrale, al niqab, al hijab, con tutte queste varie fogge, no? Alcune lasciano fuori solo gli occhi, come il niqab, addirittura il burqa è velo che copre anche gli occhi con la retina, e poi c'è il hijab e il chador, che sono quelli che lasciano scoperto almeno una parte del viso, ma non il collo, non i capelli, non le mani, eccetera. Tra l'altro simpaticamente sono stata a Riva del Garda domenica scorsa e ho visto una quantità di coppie islamiche molto belle, molto eleganti, quindi persone abbienti di buona estrazione sociale, con donne completamente velate, alcune nere, con questo velo praticamente integrale, alcune addirittura la mascherina e qualcuna anche con gli occhi velati. Ne avrò viste 12 e questo nell'arco di poche ore, una cosa impressionante, e quella è l'enclave islamica veronese che, come sappiamo, è diventata una potenza. Va bene, detto questo, allora, l'uso del copricapo nella società islamica non ha origine religiosa ma antropologica, e questo perché? Perché gli uomini sono considerati superiori alle donne. Loro sì sono indipendenti, mentre le donne, a causa sempre del sangue mestruale che le rende inferiori, della sessualità che deve essere protetta, deve essere garantita all'uomo, a quell'uomo lì, a quel marito lì, quindi sono dipendenti per tutta la vita. Il grande discrimine è naturalmente il livello di studi, e in molti paesi islamici sono impedite dal poter studiare e per tenerle in subordine. Quando all'interno di una famiglia nasce un maschio, naturalmente tutta la famiglia è estremamente orgogliosa, ma non è invece così felice se nasce una figlia, perché la presenza di un figlio maschio assicura la discendenza, aumenta il potere della famiglia
E insomma, anche per la madre la nascita di un maschio è un investimento, diciamo, un'assicurazione sulla vita futura, perché sarà poi lui, in caso anche di morte del marito, a mantenere anche la madre e anche gli altri fratelli. E quindi anche le donne stesse sono incoraggiate nel favorire questa mascolinizzazione della società islamica. Quindi tante volte ci chiediamo, no? Diciamo, perché non si tolgono quello straccio dalla faccia? Ecco, non se lo tolgono perché tutta la cultura che ruota intorno a questa cosa fa sì che si determini un convincimento talmente profondo, talmente antico, anche talmente mistico, perché appunto è diventata poi una faccenda anche religiosa, non lo era in origine, ma è stato risucchiato questa tradizione anche dentro nella religiosità, e quindi insomma diventa obbligatorio, ma in tanti casi anche concepibile, ecco, accettabile, concepibile. Ecco, dunque, qui abbiamo già detto abbastanza. Allora, c'era una testimonianza interessante, ecco, vi leggo un brano di un libro, ho ancora 5 minuti. Scrive Shirin Ebadi sul libro Il mio Iran della Sperling-Kupfer. Sono figlia di un musulmano, mio padre non mi ha fatto mai mettere il velo, né a me né a mia madre, nemmeno alle mie zie iraniane che anzi negli anni 70 seguivano la moda italiana e francese. Avevano unghie laccate di rosso e pettinature che imitavano le dive del cinema. Siamo in Iran, qua una testimonianza. A impormi il velo, l'hijab, per la prima volta sono stati gli ayatollah iraniani nel 1997. Quando sono andata a trovare la nonna paterna, molti anni dopo la rivoluzione, Khomeini rese il velo obbligatorio il 6 marzo del 1979, dapprima nei luoghi di lavoro, poi in tutti gli spazi pubblici. Un passo indietro, quindi, rispetto alla legge del 1936, con cui Reza Shah vietò invece l'hijab. Lo Shah voleva dimostrare al mondo intero e al suo popolo che l'Iran aveva intrapreso la via della modernizzazione. Il velo è un simbolo, i fondamentalisti lo usano come slogan. Nessuno ricorda che nei primi 15 anni dalla rivelazione al tempo di Maometto, le musulmane ne hanno fatto tranquillamente a meno. Dopo gli ayatollah a farmi mettere il velo è stato il padre di mio figlio. Non è un fondamentalista con la barba lunga ed incolta, ma un chirurgo romano di indubbio fascino, biondo e con gli occhi verdi. Ci siamo conosciuti all'aeroporto di Fiumicino, eravamo diretti in Yemen. Lui lavora da anni all'ospedale tedesco e collabora con la Mezzaluna Rossa. Sono stata sua ospite in un vecchio quartiere della capitale, Sana'a, e il velo doveva servire a suscitare rispetto tra i vicini. È stato nella splendida Sana'a che mi sono lasciata convincere ad avvolgermi il capo in una leggera sciarpa di cotone che metto sempre in valigia quando viaggio in Medio Oriente, un hijab verde del colore riservato al profeta e alla sua famiglia, dono di mia zia Malieh. Ecco, vedete come si viene forgiando l'identità delle masse con il convincimento, in questo caso anche di una persona italiana che ha però persuaso la moglie araba a uniformarsi a questa pratica terribile. Parliamo anche un attimino velocemente delle donne nell'ebraismo e delle donne nel cristianesimo. Partiamo dal cristianesimo. Leggendo i Vangeli scopriamo che Gesù vive il rapporto con le donne in modo molto diverso da quello del suo tempo, no? Cioè, ovviamente sono passati 2000 anni, certamente non troviamo nessuna dichiarazione esplicita che riguardi la dignità della donna, ma questa diventa evidente dagli atteggiamenti concreti che Gesù vive con i personaggi femminili che via via incontra: la Samaritana, le sorelle di Lazzaro, Maria di Magdala, la peccatrice, l'emorroissa, le donne che aiutano concretamente Gesù e i discepoli, e io ci metto anche sua madre Maria. Anche le donne vengono chiamate da Gesù. Paolo nella lettera ai Galati si esprime in questo modo: non c'è maschio e non c'è femmina, perché tutti voi siete uno in Gesù Cristo. Il cristianesimo non fa nessuna differenza tra uomini e donne, bensì riconosce a tutti la medesima dignità.
Qua si parla di dignità e nelle parole di Gesù, nelle sue parabole, perlomeno nella versione ufficiale dei Vangeli tradotta e della Bibbia tradotta dalla Chiesa, perché sapete che la Chiesa a un certo punto ha ordinato un'unica traduzione dei testi sacri, quindi quello che a noi abbiamo è questo, però da lì comunque in ogni caso traspare questa grande dignità che Gesù riconosce a tutte queste figure femminili, che la Chiesa poi successivamente, come gli altri monoteismi, ha poi invece relegato un po' in un angolo, cioè ha messo le donne in subordine, per cui la Maddalena, che molti stabiliscono che fosse la compagna di Gesù dal quale aveva avuto pure la figlia Sara, ecco, la Maddalena è una prostituta, semplicemente, quell'altra è l'altra ancora è una serva, la quarta, eccetera, no? Per cui comunque anche il cristianesimo ha messo a tacere parecchio la donna e anche il cristianesimo con la questione del sangue mestruale. In ogni caso poi nelle chiese anche cattoliche era prevista la separazione tra uomini e donne, no? Per cui non stavano in spazi separati, potevano entrare in chiesa a capo coperto, tutta una serie di regole, e non dimentichiamoci tutta la fase dell'Inquisizione che è durata 400 anni, di cui portiamo i segni tangibili nella cultura anche odierna e nel nostro comportamento anche soprattutto. Allora, però le donne oggi partecipano a vario titolo alla vita della Chiesa, no? Sono catechiste, fanno servizi sociali in vari settori ecclesiali o appunto caritatevoli, sociali, si danno da fare. Sono alcune inserite nelle facoltà teologiche con incarichi di docenza, quindi ecco, l'unica cosa è che la Chiesa ancora non riconosce alla donna, la Chiesa cattolica, perché quella protestante sì, non riconosce alla donna la possibilità di essere ordinata sacerdote e quindi di officiare messa. Ecco, ci sono stati gli ultimi papi che hanno fatto dei passi da gigante, no? Negli ultimi decenni, per esempio Papa Giovanni Paolo II, anche Benedetto XVI che ha riconosciuto, che ha nominato. Allora, Papa Benedetto XVI ha inviato una lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, e questo nel 2004. Poi ha ordinato dottore della Chiesa Santa Hildegarda di Bingen, che è stata una figura femminile straordinaria proprio in quanto donna. Papa Giovanni Paolo II invece ha nominato Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa anche lei, e durante il Giubileo del 2000 ha inserito anche quelli, mentre stava facendo la pubblica ammenda per i peccati commessi dalla Chiesa, aveva inserito anche quelli commessi contro la dignità delle donne, quindi molto importante. Il 10 luglio del 2000 inviò una lettera che idealmente era destinata a ogni donna, in cui chiedeva perdono per tutte le ingiustizie e le violazioni di diritti subite nei secoli dalle donne. Ecco. Forse ho terminato il mio tempo, c'è ancora tanto da dire, ma vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e magari terminiamo la volta prossima. Un caro saluto da Largo ai Bambini e Francesca Corbella. A giovedì prossimo. Largo ai Bambini.